cerimonia oramai fissa, l'appuntamento di oggi, la consegna delle benemerenze sportive organizzata come sempre dal CONI Veneto. Siamo assieme al Presidente, Professor Dino Ponchio. Sì, sono molto contento di essere qui in questa occasione importante, l'occasione in cui lo sport onora chi ha onorato lo sport, persone fisiche, società, dirigenti, tecnici, allenatori e soprattutto gli atleti. Abbiamo tanti atleti da non premiare, questa non è una premiazione, non è stato nessuno estratto a sorte, ma sono consegna di benemerenze conquistate sul campo da tutte le categorie degli operatori dello sport. Lo sport a Veneto in festa oggi, però volevo chiedere un'altra cosa, Presidente. Come mai Rovigo? Come mai Rovigo? Bella domanda. La cerimonia di consegna delle benemerenze regionale è itinerante. Io ho fatto, i miei predecessori, Bardella in particolare, tutto il giro del Veneto. Io ho fatto nel 21 Padova, Palazzo della Ragione, 22 Villa Pisani di Stra, Reale, 23 la bomboniera del Teatro Accademico di Castelfranco, quest'anno in questo bellissimo teatro molto storico di Rovigo, il teatro sociale che ha grande storia di musica e di cultura. Non poteva certo mancare appunto il teatro sociale di Rovigo. Presidente, un messaggio per gli sportivi. Il messaggio è di avere fiducia perché lo sport è forte, lo sport veneto è leader in Italia. Come mi piace dire a me, la Lombardia non è in Lombardia, la Lombardia è il Veneto è la regione più forte in assoluto come numero di praticanti rispetto agli abitanti e come qualità dei risultati, quindi noi abbiamo la fortuna di avere una base larga, 650.000 tesserati e aver portato oltre 50 atleti a Olimpiadi e Paralimpiadi di Parigi, portando a casa molte medaglie. Grazie Presidente e buon lavoro. Grazie. È un appuntamento così importante, non poteva certo mancare Rossano Galtarossa, plurimedagliato, pluricampione mondiale. Ciao Rossano, benvenuto a Rovigo. È sempre un piacere tornare in una città bella come Rovigo, comunque siamo sempre nel Veneto, quindi in rappresentanza del CONI Veneto, vicepresidente del comitato regionale, e orgoglioso di essere oggi qui assieme al presidente Dino Ponchio per consegnare queste benemerenze. È sempre un momento molto importante per dare il giusto riconoscimento, il giusto tributo a tutte le persone che si dedicano quotidianamente per il bene del nostro sport. Certo, io mi sono documentato proprio in questi giorni, so che hai un incarico nuovo, possiamo parlarne, di cosa si tratta? Dai. Insomma, dopo tanti anni da atleta adesso mi devo dedicare alla parte dirigenziale per cercare di restituire un pochino di quello che ho ricevuto forse nel tempo, e quindi oltre alla vicepresidenza del CONI Veneto da domenica scorsa sono tornato a essere nel Consiglio federale della Federcanottaggio e con una nuova presidenza. Davide Tizzano ha sostituito Giuseppe Abbagnale e io sono il consigliere nazionale che ha ottenuto il maggior numero di preferenze, quindi sono molto orgoglioso di questo, ma sono orgoglioso di far parte di quella che considero una bella squadra con cui sono convinto si potrà lavorare molto bene. Io ti faccio in bocca al lupo, che vada tutto secondo i tuoi desideri. Ciao Rossano. Grazie a voi, viva il lupo. Ospitare questa kermesse quest'anno è la città di Rovigo. Io sono lieto di essere assieme al primo cittadino, la sindaca della città di Rovigo, la signora Valeria Cittadini. Dico bene? Benissimo. Tanto complimenti, ho visto bella location, complimenti davvero. Grazie, ci stiamo dando da fare. Oggi è una bellissima giornata, sia perché avviene una premiazione importante per atleti veneti, anche per dirigenti e società sportive, avviene qui a Rovigo. E poi perché si celebra all'interno del nostro teatro questa giornata. Il teatro è cultura e siamo convinti che nulla come lo sport possa essere un veicolo importante di cultura, insegna a stare insieme, insegna quella che una volta veniva chiamata educazione civica e che ancora viene chiamata così, ma che è appunto la capacità di condividere insieme percorsi in modo democratico e civile. E quindi siamo contenti che Rovigo oggi ospiti questa premiazione di eccellenze. Molto spesso sport
arte e cultura vanno a braccetto, è anche il caso di oggi, vero? È assolutamente il caso di oggi, non per caso è stato scelto il Teatro Cittadino, che è è un teatro di tradizione molto importante, molto riconosciuto a livello nazionale, e quindi oggi si celebra proprio la cultura, e che avvenga in questo luogo e in questa città è sicuramente un motivo di grande orgoglio. Prima di lasciarla volevo un messaggio da parte sua ai suoi concittadini e non solo agli sportivi, un po' a tutti, diciamo. Il messaggio che possiamo dare oggi è di incentivare il più possibile i nostri giovani a partire dalla tenera età, da ragazzi, a frequentare le palestre, a frequentare i luoghi sportivi, perché sono veramente una palestra di vita. Questo è un messaggio importante che sicuramente voglio dare, e voglio anche aggiungere che la mia amministrazione, la mia giunta stanno sicuramente lavorando in questo senso per fare in modo che lo sport sia sempre più una realtà nel tessuto sociale di tutti i cittadini di Rovigo, ripeto, a partire dall'infanzia, e che li accompagni in un percorso di invecchiamento attivo per tutto il percorso della vita. La ringraziamo per tutto quello che sta facendo e buon lavoro. Grazie a lei, grazie. E non poteva certo mancare il delegato del CONI di Rovigo, il signor Lucio Taschini. Intanto complimenti, signor Lucio. Ma grazie anche del Signore, perché insomma noi dello sport siamo in effetti dei signori. Sì. Lo sanno tutti che è un signore, eh? No, vabbè, insomma, l'importante è occuparsi di sport e di quello... Dicevo anche con il sindaco, bella location. Beh, il teatro sociale è una coccola, come si suol dire, no? Quindi diciamo Rovigo ha veramente tante cose da dire, però nel suo piccolo. E quindi il teatro è un esempio proprio, più che location, a definire proprio un gioiello, che ospita una grandissima manifestazione, che è la cerimonia delle benemerenze del CONI regionale. E qui ci sono campioni, veramente il Veneto esprime tantissimi sportivi di valore e li abbiamo oggi a Rovigo. Certo. Io dico sempre che questo è un momento di incontro molto molto importante per tutti gli sportivi veneti. Beh sì, oggi come dice il Presidente Ponchio è onorare lo sport, quindi onorare le persone che fanno lo sport, quindi non è solo un dovere, è proprio anche un piacere averli tutti insieme e dare i giusti riconoscimenti a queste persone. Il futuro? Ma il futuro, il futuro visto da uno sportivo è sempre ottimismo totale. Sono pieni i problemi, perché ci sono problemi di natura gestionale, di sviluppo, di innovazione, un sacco di cose. Però lo sportivo è abituato a risolvere i problemi, non guardare le cose che sono di ostacolo. Bene, complimenti e buon lavoro sul Taschini. Grazie. Non è facilissimo presentare l'ospite che è qui con me oggi, Fiorenzo Zanella. Ciao Presidente. Grazie per questo spazio che mi dai. Per me è una grande soddisfazione essere qui oggi per ricevere la Stella d'Oro a merito sportivo, e direi che è il massimo riconoscimento nella vita. Non ci avrei mai pensato di poter arrivare a questo, e invece la cosa si è avverata. Più che meritata, torniamo indietro di qualche anno. Meritata lo devono dire gli altri, ce l'ho messa tutta nello sport, per cui grazie per questo grande riconoscimento. Campione europeo, campione del mondo, Seul, Corea, e chi più ne ha più ne metta. Dico bene, Lorenzo? Sì, grazie. Questa è una realtà importante nella vita di un atleta, di dirigente sportivo oggi, e per cui raggiungere questo riconoscimento direi che è proprio una grande soddisfazione. Chi volesse intraprendere la tua attività, la tua disciplina, cosa suggerisci? Beh, il tiro a segno ha sempre dato delle grandi soddisfazioni a tutti, pertanto non essendo una disciplina estremamente praticata consente ancora uno spazio per potersi muovere, per poter raggiungere risultati. Grazie, buon lavoro, perché so che tu sei sempre impegnato, è vero? Grazie Agostino, grazie per la tua collaborazione.